Vicenza è il centro hub e le specialità ci sono praticamente tutte e sono l'eccellenza. Eh, Qui ci sono delle attività, in particolar modo chirurgico, è un punto fermo per noi la chirurgia all'ospedale di Noventa, dove per esempio una volta alla settimana viene portata avanti l'oculistica, la chirurgia generale nel reparto di riferimento e dove soprattutto alcune attività, soprattutto quelle legate alla day surgery e alla week surgery, trovano la giusta connotazione. L'ospedale Milani di Noventa Vicentina si conferma centrale nel suo ruolo di servizio sanitario nell'area iberica, in prospettiva anche dei prossimi investimenti del PNRR. Un ospedale di comunità, la Casa della Salute, dove sono confermati i prossimi interventi di rinnovamento e potenziamento fino al 2026. Primo cantiere a partire il pronto soccorso, seguirà la radiologia in concomitanza della sostituzione della RX, seguirà la direzione medica e i parcheggi sia per il personale che per l'utenza. Il termine dei lavori di questa prima tranche è previsto entro luglio per un investimento di 280.000 euro. Con questi 5 milioni che arrivano in questo ospedale faremo grandi cose. Una giornata importante perché abbiamo posto ancora l'attenzione su un'area che aveva bisogno di tenere alta l'attenzione, perché l'area iberica è un'area vasta, non tantissimi cittadini che però hanno bisogno del loro ospedale, e quindi oggi abbiamo rimarcato che l'ospedale di Noventa non si tocca, e anzi investiremo parecchi soldi per migliorare le strutture e anche la funzionalità dell'ospedale. Mi auguro fortemente che da parte dell'ULSS, in modo particolare la parte tecnica dell'ULSS, ci sia un dialogo costante con chi lavora dentro l'ospedale, perché solamente avendo un confronto diretto con medici, infermieri e tutto quanto comunque il personale ospedaliero che ci lavora, ci saranno praticamente tempistiche rispettate, ci sarà sicuramente una volontà da parte di tecnici di andare anche incontro alle esigenze di chi lavora per fare in modo che tutte quante le attività proseguino nel migliore dei modi.